Buonasera dalla redazione del TG10, i titoli e gli argomenti che tratteremo in questa edizione del nostro telegiornale. C'è un altro caso positivo in Calabria in attesa di conferma da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, lo ha detto la Presidente Jole Santelli, un 68enne di ritorno da una vacanza al nord. Intanto il direttore del Dipartimento della Salute della Regione fa il punto sulle strutture sanitarie. Il Consiglio dei Ministri ha deciso scuole e università chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia, ascoltati i pareri delle autorità sanitarie, obiettivo rallentare la diffusione del virus. La Confindustria prefigura il default in Calabria, il settore turistico il più colpito, cancellato il 90% delle prenotazioni, istituita l'unità di crisi. I sindaci del Catanzarese fanno il punto sulla situazione sanitaria nel territorio, alla presenza della commissaria dell'ASM, Luisa Latella. Ancora una brutta prestazione del Cosenza davanti al suo esiguo pubblico, i silani sconfitti dal Cittadella, contestata la squadra e la dirigenza, il Crotone agguanta i 3 punti nel finale e vola in classifica. Ancora buonasera dalla redazione del TG10, dunque nel pomeriggio l'annuncio da parte del governatore Jole Santelli, c'è una nuova positività in Calabria per quanto riguarda il test da Covid-19, si tratta di un cittadino residente a Catanzaro di ritorno da una vacanza nel nord Italia. Il test naturalmente come prevede il protocollo essendo positivo va spedito ed è stato spedito all'Istituto Superiore di Sanità per la validazione, sentiamo. C'è il secondo caso positivo al Covid-19 in Calabria, in attesa di conferma dall'Istituto Superiore di Sanità, lo annuncia la Presidente della Regione Jole Santelli. Si tratta di un uomo di 67 anni residente a Catanzaro, risultato positivo al test effettuato oggi presso l'ospedale pugliese di Catanzaro, dove si trova ricoverato nel reparto di malattie infettive dalla sera del 2 marzo. Il paziente era stato negli ultimi 10 giorni in una località turistica del nord, prossima alla cosiddetta zona rossa. Come previsto dal protocollo, il campione per il test di conferma è stato inviato all'Istituto Superiore di Sanità e si ora in attesa del responso. Intanto il tavolo convocato dalla Presidente Jole Santelli ha cristallizzato la situazione dell'impatto del Covid-19 sulla Calabria prima di questo aggiornamento e soprattutto sulla capacità del sistema sanitario regionale di affrontare un eventuale aumento dei casi. Al tavolo hanno partecipato i primari delle malattie infettive, delle pneumologie e delle rianimazioni delle strutture presenti in Calabria. Il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute della Regione, Antonio Belcastro, ha affermato che la Regione è attrezzata, ricordando che l'80% di questa patologia evolve come una semplice normale influenza, il 15% si risolve con qualche ausilio e solo il 5% ha bisogno di cure intensive. Dunque sono sufficienti le 11 terapie intensive tra i 7 SPOC e i 4 hub, i posti in isolamento disponibili e censiti e 2 posti di terapia intensiva pediatrica all'Annunziata di Cosenza. Inoltre i posti letto delle pneumologie sono 68, 80 invece i posti letto delle malattie infettive. Intanto il governo ha deciso, dopo alcune anticipazioni nel primo pomeriggio, si chiudono scuole e università italiane di tutta Italia fino al 15 marzo. Sono stati ascoltati i pareri delle autorità sanitarie, l'obiettivo naturalmente è quello di arginare, di rallentare la diffusione del virus. Abbiamo ritenuto di disporre la sospensione delle attività, come ha riassunto la Ministra Azzolina, sino al 15 di questo mese, lasciando ovviamente poi tutte le valutazioni, le elaborazioni al Comitato Tecnico e Scientifico di valutare nel frattempo come si sta evolvendo questa crisi e poi faremo le valutazioni finali. Tutto qui. Adesso è ufficiale, le scuole e le università italiane chiudono fino al 15 marzo. L'annuncio è arrivato dopo l'ultimo parere del Comitato Scientifico, durante una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18 di oggi. Non è stata una decisione semplice, spero che i miei alunni tornino presto a far lezione, ha detto la Ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, che nelle ultime ore aveva preferito essere cauta in attesa di formalizzare la decisione ufficiale. L'obiettivo è il rallentamento del contagio anche al centro e al sud del paese. Per Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna sarà la terza settimana di chiusura. Una decisione senza precedenti, ma la priorità è la salute pubblica, dice il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi Antonello Giannelli. Il governo, sulla chiusura di scuole e università, si è affidato infatti al parere della commissione scientifica che già ieri aveva consigliato la chiusura per un mese degli eventi sportivi in tutto il paese e a quello del Ministero della Salute di Roberto Speranza, che non aveva fatto mistero di essere favorevole alla chiusura. Ma prima della chiusura erano state già prese delle cautele all'Università di Reggio Calabria, messe in atto delle misure di contenimento dopo la scoperta del caso di positività di un docente che però è ricoverato a Catania.
Fino al 19 febbraio scorso il docente residente a Catania, risultato positivo al coronavirus, ha tenuto lezioni qui, nelle aule del Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria. Il docente è in quarantena nella città etnea, ma nell'Ateneo calabrese sono state immediatamente avviate le procedure per contenere la diffusione del virus. Ma qual è al momento la situazione all'Università di Reggio Calabria? L'Ateneo si è già attivato comunque, in ogni caso, nonostante i quasi 14 giorni di distanza dall'ultima presenza del professore presso le nostre strutture, con un'attività di disinfezione straordinaria, sanificazione degli ambienti straordinaria. È stata sospesa attività didattica per consentire queste opere di bonifica fino a questo sabato, e lunedì le attività, salvo imprevisti, ci auguriamo possano riprendere regolarmente. E sarebbero 3 i docenti dell'Università di Catania risultati positivi al Covid-19 che avrebbero partecipato il 17 e 18 febbraio scorso ad un convegno presso l'Ateneo calabrese, a renderlo noto il rettore dell'Università di Catania. Io queste notizie non sono in grado di confermarle, ho letto dalle note stampa del rettore dell'Università di Catania che ci sono dei casi lì a Catania, ma non sono stati attribuiti a loro presenza qui a Reggio Calabria. Si è parlato anche di un convegno di Udine al quale avrebbero partecipato queste persone, però su questo argomento io ovviamente non ho nessuna notizia, se non quello che ho letto dalle note stampa del rettore di Catania, che ha parlato di questi 3 casi, ma non esattamente riconducibili a convegni presso Reggio Calabria. Noi ovviamente siamo molto vigili ma molto tranquilli, nel senso che precauzionalmente l'attività didattica è stata sospesa, tutte le persone che possano aver avuto contatti con il professore in questione sono state avvertite, sono state pregate di mettersi in contatto con il proprio medico, quindi di seguire le procedure previste dalle linee guida nazionali. L'altro aspetto legato al Covid-19, ossia l'impatto sull'economia, istituita una task force in Calabria, imprese in difficoltà a causa del coronavirus, trasporti e turismo, i settori più penalizzati, sono state cancellate, pensate, il 90% delle prenotazioni. Siamo in emergenza dal punto di vista economico. Il coronavirus può dare il colpo di grazia all'economia calabrese. Il presidente di Unindustria, Natale Mazzuca, a temere il default del sistema. Stiamo correndo, e lo dico a voce alta, il serio rischio di cadere in una crisi senza precedente che potrebbe minare la tenuta sociale del Paese. Le imprese del Mezzogiorno, inserite nella grande catena del valore nazionale, vivono giorni di forte criticità, ci dicono i settori al momento più colpiti, trasporti e turismo. Abbiamo notizie certe della nostra filiera turistica, tutti i settori collegati. Abbiamo cancellazioni che arrivano circa al 90%, con danni irreparabili per la maggior parte delle categorie produttive e quella dei servizi. Quindi bisogna intervenire subito, bisogna rassicurare i mercati, bisogna rassicurare anche gli altri paesi. Dobbiamo cercare di riportarci alla normalità. Per fronteggiare l'imprevedibile difficoltà, Unindustria si è attrezzata per dare ascolto alle imprese. Abbiamo anche costituito una task force di coordinamento collegata con le nostre rappresentanze territoriali per segnalare le difficoltà operative delle imprese, del nostro sistema e dei lavoratori. Nel coordinamento, la presenza dei sindacati, al governo richieste precise, estendere le misure della zona rossa a tutto il Paese. È necessario sospendere e differire fino alla fine dello stato di emergenza tutte le scadenze tributarie, imposte locali, contributi assistenziali e previdenziali. In realtà una vera e propria sospensione di tutti quelli che sono gli adempimenti tributari, amministrativi e burocratici a carico delle imprese. Poi dobbiamo anche estendere la cassa integrazione in deroga alla vigente normativa alle imprese del Sud e semplificare una moratoria sui mutui. E poi un'altra cosa importante in questo momento
di grande crisi di liquidità, è necessario quindi l'accesso al credito deve diventare molto più semplice, e quindi da questo punto di vista abbiamo anche chiesto quello che può essere il fondo di garanzia va implementato e deve diventare più semplice per gli imprenditori. Torniamo alla sanità, ma slegata almeno in questo ambito dal Covid-19, comunque è una situazione grave. I sindaci del Catanzarese fanno il punto appunto sulla sanitaria del territorio e alla presenza della commissaria dell'ASP, Luisa Latella. Individuare soluzioni per risolvere le criticità nell'erogazione dei servizi sanitari di prossimità nelle aree interne e non solo. Con questo scopo a Catanzaro si è svolta un'assemblea dei sindaci dell'ASP. Abbiamo anche altri problemi, soprattutto quello relativamente al personale, perché come avrete letto sicuramente stamattina ho fatto anche un articolo che sono stati sbloccati solamente il 10% delle risorse complessive. E non capiamo il motivo, viste e considerate le grandi difficoltà che abbiamo soprattutto nel pronto soccorso del Pugliese, ma in generale su tutto il personale nel comparto della sanità. E quindi vorremmo organizzarci come sindaci per svolgere il nostro ruolo sulla programmazione anche sanitaria e capire come si vuole muovere la regione, magari sentendo anche oggi i commissari dell'ASP. Poi abbiamo un problema anche per quanto riguarda le sedi degli ospedali, perché ritengo che quello che è stato presentato sul piano per il Sud dei nuovi ospedali con il project financing del 50% sia una chimera, nel senso che non si potranno mai realizzare perché nessun privato interverrà con finanziamenti al 50%. Il tavolo tecnico organizzato alla presenza del neocommissario dell'ASP del capoluogo dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose, Luisa Latella, subito dopo l'insediamento chiamata a discutere su problematiche ataviche che attanagliano la nostra terra ed in particolare che riguardano la sanità. La mia impronta, voi un po' la conoscete, sono stata oltre 3 anni qui a Catanzaro, è stato sempre quello di dialogare con tutti. Credo che il dialogo dalle nostre parti sia la cosa fondamentale e questa linea continueremo a seguire insieme ai colleghi che però hanno fatto un lavoro enorme, con tanti problemi anche diversi, aiutati dalla prefettura. Quello in cui io sempre credo è la sinergia istituzionale. Se le istituzioni tutte si mettono insieme, tanti risultati si possono raggiungere. Camere penali calabresi in subbuglio, sempre per l'allarme Covid-19, aule non areate a Crotone, presenza di numerose persone, e a Cosenza invece la mancanza del rispetto delle regole sull'igiene. La Camera Penale di Crotone ha chiesto al Presidente del Tribunale la sospensione delle udienze nel Palazzo di Giustizia per un periodo di 20 giorni nell'ottica di prevenzione rispetto alla diffusione del Covid-19. Le aule 1, 3, 4 e 5, ove si celebrano udienze penali, è scritto in una nota, sono prive di areazione naturale e pur volendo disporre un accesso con turnover già preordinato da qualche giudice della sezione penale, si è constatato che in media risultano presenti non meno di 15-20 persone per aula nelle fasce mattutine, con picchi di 35-40 persone nei giorni in cui le udienze sono più affollate. Intanto la Camera Penale Fausto Gullo di Cosenza ha scritto al Presidente del Tribunale Bruzio per segnalare l'assoluta inosservanza delle linee guida emanate dal Ministero della Salute e volte a fronteggiare il pericolo di contagio da coronavirus. Noi chiediamo che le linee guida emanate dal Ministero della Sanità, le norme contenute nei vari provvedimenti governativi vengano ad essere rispettati, tipo i dispenser di igienizzanti, evitare il sovraffollamento delle aule di giustizia, cioè dare a tutti la possibilità di svolgere l'attività lavorativa in un clima di sicurezza che può avvenire attraverso il rispetto di tutte queste norme precauzionali. La cronaca adesso: avrebbero tentato un'estorsione ai danni di un'impresa edile che stava eseguendo dei lavori a Soriano Calabro. 2 persone sono state arrestate e poste ai domiciliari dai carabinieri della compagnia di Sera San Bruno. È stato un imprenditore edile originario di Arena a denunciare il tentativo di estorsione subita a Soriano Calabro. Ai carabinieri ha raccontato che un operaio della ditta, mentre stava eseguendo dei lavori per la pulizia delle strade, è stato avvicinato da un'auto con a bordo 2 persone che prima hanno chiesto all'operaio se avesse preso lui l'appalto e successivamente l'importo dei lavori. Poi i 2 gli avrebbero chiesto la somma contante di 1.000 euro, pari al 5% dell'appalto. I 2 avrebbero messo in atto minacce sia implicite che
che esplicite, consigliando alle vittime di pagare per continuare ad eseguire i lavori previsti dall'appalto ottenuto senza ulteriori fastidi. Ma l'imprenditore non si è lasciato intimidire e si è rivolto agli inquirenti. Così nel febbraio dello scorso anno sono state avviate le indagini e oggi i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Serra San Bruno, supportati nella fase esecutiva dai militari delle stazioni di Soriano Calabro e Bazzano, unitamente al personale dello squadrone eliportato Cacciatori Carabinieri Calabria, hanno eseguito il provvedimento cautelare agli arresti domiciliari emesso dal Tribunale di Vibo su richiesta della Procura nei confronti di 2 persone. In manette sono finiti Domenico Tassone, di 35 anni, e Salvatore Zannino, di 42 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine. Un 55enne è stato arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per violenza sessuale su minore. Vediamo. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione ai fini di spaccio, detenzione e porto illegale d'armi, reati contro il patrimonio. Sono queste le accuse rivolte a 19 persone arrestate nella notte dai carabinieri del comando provinciale di Messina dopo che il GIP del Tribunale della città peloritana ha accolto le richieste della locale procura distrettuale. L'operazione è stata denominata Scipione e tocca cellule importanti del cartello di 'ndrangheta Morabito, Bruzzaniti, Palamara di Africo. Al vertice del gruppo criminale africese c'erano i fratelli Salvatore e Costantino Favasuli e un loro cugino Giovanni Morabito, esponente di una delle più note famiglie di 'ndrangheta. Non deve meravigliare questo dominio, perché su Messina e Interland la 'ndrangheta ha sempre avuto il controllo secondo un tacito accordo con Cosa Nostra, la cui presenza in quell'area è marginale. Ovviamente al di là dello stretto c'erano i referenti ed erano pure ben organizzati, come hanno potuto scoprire i carabinieri. L'indagine che ha portato al blitz di oggi prende origine da un gravissimo fatto di cronaca avvenuto il 27 aprile 2016, quando ignoti tentarono di uccidere a Messina Angelo Albarino, Stefano Marchese e Stellario Brigandì. I 3 si trovavano seduti all'esterno del bar Café sur la Ville nel centralissimo Viale Regina Margherita. Le investigazioni successive all'azione armata consentirono di capire che i 3 erano inseriti in un'associazione dedita ad un florido traffico di droga. In particolare Angelo Albarino, insieme a Giuseppe Selvaggio, oggi collaboratore di giustizia, era tra i promotori dell'attività e si riforniva dai componenti del cartello di Africo. Scoprire l'identità dei fornitori non è stato facile, ma i carabinieri, mettendo sotto osservazione la paninoteca di cui è proprietario Albarino in via Battisti a Messina, alla fine sono riusciti a ricostruire l'intero organigramma della gang. I militari dell'Arma sono riusciti anche ad individuare l'area in cui i Favasuli e Morabito occultavano la droga prima di trasportarla in Sicilia. Il luogo era l'Arenile di Africo, praticamente pertinenza del cartello. Il servizio appena andato in onda si riferiva all'operazione Scipione. Vediamo adesso quello relativo al 55enne arrestato dai carabinieri di Reggio Calabria per violenza sessuale su minore. Avrebbe subito abusi da un uomo molto più grande di lei. La vittima, una giovane studentessa, ha raccontato tutto al suo insegnante di sostegno. Della vicenda è stato immediatamente informato il preside della scuola, il quale si è rivolto ai carabinieri. È accaduto a Reggio Calabria, dove in manette è finito un 55enne accusato adesso di violenza sessuale aggravata. Dopo la denuncia, i militari hanno attivato la rete di supporto antiviolenza e grazie alla sinergia tra scuola e Arma, il presunto autore delle violenze è stato individuato e arrestato. La scuola che si è messa a disposizione della vittima per rappresentare poi successivamente azioni di disagio. Questo è un modello che speriamo possa anche divulgarsi, possa espandersi nelle situazioni di possibile disagio che ci sono nella provincia e rappresentare un vero modello di sinergia fra 2 istituzioni dello Stato presenti qui nella provincia di Reggio Calabria. Una corretta sintonia istituzionale dunque che consente la prevenzione e la repressione dei reati, e per l'anno scolastico 2019-2020 c'è un progetto innovativo volto ad organizzare diversi incontri presso gli istituti scolastici incentrato sul tema della formazione alla cultura della legalità. La collaborazione tra le istituzioni è volano di successo di iniziative come queste, quindi giustamente vogliamo presentarla come un modello con l'auspicio che si possa replicare in altri territori. Altre storie, altri fatti di cronaca nei nostri 100 secondi, vediamo.
È risultato positivo al coronavirus nell'ospedale di Crema, ma il 75enne di origine calabrese residente a Codogno ha deciso di scappare, arrivando fino alla stazione dei treni e salendo su un convoglio con destinazione Cremona. Il personale del pronto soccorso ha avvisato subito i carabinieri di Crema, che gli hanno telefonato convincendolo a rivelare dove si trovava. Il pensionato è stato denunciato per inosservanza ai provvedimenti dell'autorità. Si era presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Gioia Tauro per un dolore al piede, ma nonostante le cure, senza alcuna ragione ha dato in escandescenze, danneggiando gli arredi e spintonando il personale sanitario in servizio. Un cittadino gambiano di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di danneggiamento, resistenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio per aver causato la temporanea sospensione delle normali attività di pronto soccorso. Non si era rassegnato alla fine della relazione sentimentale con la sua ex e dopo essersi introdotto in casa ha colpito ripetutamente la donna al volto, procurandole delle lesioni. Un cittadino romeno, 26 anni, senza fissa dimora, è stato arrestato a Isola Caporizzuto dai carabinieri con l'accusa di resistenza pubblico ufficiale e atti persecutori. Una vincita da 100.000 euro è stata centrata a Ciro Marina grazie a una giocata da 3 euro al 10 e l'8. Il 10 e l'8 dall'inizio dell'anno, è stato detto in un comunicato, ha premiato tutta l'Italia. Sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 768 milioni di euro su tutto il territorio nazionale. Il sito internet dell'Unical è stato preso di mira da un gruppo collegato ad Anonymous che nelle scorse settimane ha attaccato altri sistemi universitari. L'attacco informatico è stato rivendicato con il messaggio "fuori una" su Twitter. E adesso il cambio al vertice Vigili del Fuoco a Catanzaro, la cerimonia alla presenza del prefetto. Un'azienda veneta dona un defibrillatore ai pompieri. Fabio Cuzzocrea, ingegnere e il nuovo comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, è stato dirigente a Nuoro e Frosinone. Nel suo curriculum anche un episodio noto alle cronache. Fu lui a dirigere le operazioni di soccorso per il naufragio della Costa Concordia al largo dell'isola del Giglio. Assumo un incarico con grande soddisfazione e anche con grande onore, ma consapevole che si tratta di un incarico complesso e un incarico difficile. Conosco la Calabria perché sono figlio di questo territorio e ho avuto modo anche di conoscerla professionalmente negli ultimi 10 mesi, in quanto prestavo servizio presso la direzione regionale dei Vigili del Fuoco. È un territorio che ha tutti i fattori di rischi, dai rischi naturali ai rischi antropici ai rischi industriali, però nel complesso gli assetti operativi dei Vigili del Fuoco sono in grado di fronteggiare tutte le emergenze che dovessero presentarsi. Il nuovo comandante prende il posto di Franco Mario Falbo, che nei 10 mesi passati alla guida del comando provinciale ha intensificato i rapporti con le istituzioni e la scuola. Solo 10 mesi però sono stati di impegno pieno, perché è un'istituzione come la nostra non può trascurare assolutamente chi nel momento di bisogno si sente solo. Noi ci siamo sempre, H24, a Natale, a Capodanno e a Ferragosto. La cerimonia si è tenuta alla presenza del prefetto Francesca Ferrandino. Nel corso dell'incontro formalizzata anche la donazione di un defibrillatore al comando dei Vigili del Fuoco da parte di una ditta veneta. Adesso lo sport, il calcio, cominciamo con la Serie B dalla brutta sconfitta del Cosenza. Un Cosenza brutto e senza idee perde la gara casalinga nel turno infrasettimanale con il Cittadella, squadra avulsa e incapace di reagire nella sfida che avrebbe potuto rilanciare in classifica la formazione di Pillon, fissi i risultati maturati sugli altri campi. I lupi non solo si approcciano con poca grinta e determinazione, ma faticano anche a giocare i palloni più semplici, sprecando come al solito le rare occasioni avute, come questa di Carretta al 34esimo del primo tempo. Pillon osserva dalla tribuna l'Arachiri dei suoi, che nella ripresa dopo soli 5 minuti subiscono il sorpasso dei veneti, con Stanco che con un preciso diagonale batte Perina. Poi alla mezz'ora la squadra di Venturato firma il raddoppio con Vita. Il Cosenza prova a cambiare qualcosa, ma ormai il risultato è in cassaforte e a nulla serve il gol della bandiera messo a segno da Asensio, subentrato nella ripresa. Per i lupi è notte fonda e la squadra al triplice fischio esce fra le contestazioni. Il pubblico oggi
non è dalla nostra parte e sono assolutamente da capire, lo dobbiamo capire pure in fretta. Sono d'accordo sul fatto che dici il campionato di Serie B, sono rimaste 11 partite, 11 partite vanno giocate alla morte. E adesso il Crotone che vince con un gol di Simi nel recupero. Dobbiamo essere sempre dentro la partita, tenere la botta e prima o poi crediamo in quello che facciamo, che il gol lo facciamo. È stato così oggi, bravi tutti. Ci ha creduto il Crotone, alla fine proprio con Simi ha conquistato 3 punti preziosi contro il Pisa, che valgono come terza vittoria consecutiva, e grazie al pari del Frosinone avvicinano i pitagorici al secondo posto a solo una lunghezza di distacco. Una rete cercata e voluta, la squadra di Stroppa sfiora a ripetizione il vantaggio già dai primi minuti, nonostante i toscani risultano ben messi in campo e capaci di contenere le folate degli avversari. Ma i padroni di casa sono caparbi e quando la gara sembra scivolare via sul risultato ad occhiali, soprattutto dopo l'espulsione di Belli nel recupero, è il capocannoniere dei rossoblù a togliere dal cilindro la giocata da 3 punti e a spingere in rete la sfera servita da Mustacchio. L'uscita esplode di gioia e Stroppa a fine gara gongola. Quello che mi è piaciuto è che la squadra non ha mai mollato, al di là di trovare il gol alla fine. Potevamo farlo prima, meritava la squadra di farlo prima, non è andata così, ma come dice lei la partita finisce quando l'arbitro fischia. E adesso il meteo con le previsioni per le prossime ore, vediamo. Nella giornata di mercoledì l'Italia sarà interessata da una nuova perturbazione, i cui minimo però questa volta scivolerà verso sud-est, lontano dalle nostre regioni, dove quindi si verificheranno residui fenomeni anche debolmente nevosi sui monti. Da giovedì invece si verificherà un temporaneo aumento della pressione con tempo in miglioramento, sebbene non ovunque. Domani nuvolosità variabile su gran parte della regione per passaggio di nubi medio-alte, addensamenti più consistenti sull'Ametino, Vibonese e Regino Tirrenico, con possibilità di piovaschi sparsi e sporadiche nevicate al mattino oltre 1300-1400 metri, ma con quota neve in veloce rialzo. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Passiamo a mari e venti. Domani sino al mattino saranno molto mosso il Mar Tirreno, il Golfo di Taranto e lo Ionio Crotonese. Mosso il Basso Ionio. Dalla tarda mattinata i mari tenderanno a ridurre il loro moto ondoso e si presenteranno ovunque mossi. Venti inizialmente da nord moderati che durante la giornata ruoteranno provenendo dapprima da ovest, poi in tarda serata da sud. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al sito www.meteoincalabria.com e alla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. TG che finisce qui, l'informazione torna nelle prossime edizioni, grazie per la vostra attenzione, arrivederci ancora, buona serata.